Allora, l'occasione per riparlare, perché non se ne parla mai abbastanza di questo tema così delicato, è stato il caso recente della donna di Treviso. Lo ricordo per chi fosse anche da fuori regione, ricordiamo che ci seguono amici anche dall'Emilia Romagna, da Roma, insomma li salutiamo. Stiamo parlando di questo caso appunto drammatico, toccante, titolo da Il Gazzettino: non prolungate inutilmente la mia vita, giudice autorizza sospensione delle cure. Stiamo parlando di questa donna di 48 anni che ha rifiutato trasfusioni e tracheostomia. Il giudice, se lei non sarà in grado di farlo, deciderà il marito. Ecco, tra l'altro questo caso è reso un po' più particolare dal fatto che questa donna è testimone di Geova, quindi subentra magari anche l'aspetto religioso. Però da questa situazione di Treviso vogliamo riallargare il discorso a quello che è anche il decreto di legge, no, approvato sul testamento biologico. Direi di passare la parola ai nostri ospiti. Facciamo chi vuole cominciare per rinquadrare un po' lo scenario. Valdegamberi mi sta guardando. Lo stesso, volevo dire, innanzitutto il caso di Treviso. Sì. Cosa strana che il caso di Treviso è che è successo non recentemente, ma è successo qualche mese fa. La notizia arrivi a distanza di 7-8 mesi, quando c'è il dibattito, in pieno dibattito sul testamento biologico. Quindi, secondo me è inopportuno associare due cose che sono proprio all'estremo uno con l'altra, cioè non c'entrano nulla. Il fatto di Treviso che la donna una rifiuti delle cure, nessuno nega che uno possa rifiutare, cioè non c'è nessuna cura, nessun intervento medico che possa essere imposto se non per legge, dice mi pare la Costituzione, e quindi tipo le vaccinazioni obbligatorie, perché qualora il fatto di avere un'epidemia o qualcosa che possa contagiare anche gli altri non è un fatto solo personale, è un fatto che riguarda anche gli altri. Ma, conferma, dottore, cioè abbiamo un medico qui. No, ecco, io dico, non c'è nessuna, uno può anche dire non mi curo in questo modo, mi curo in un altro modo, oppure, quindi non c'è nessuno. Deve firmare la liberatoria, credo. Tant'è che per fare certe cure occorre anche firmare l'autorizzazione per essere appunto, avere certe terapie che magari hanno anche un margine di rischio o meno. Quindi, su questo io non vedo cosa c'entri sul fatto invece del testamento biologico, dove il testamento biologico significa che io rimetto nelle mani di altri alcune volontà su effetti, su cose che forse potranno succedere, e qui mi rimetto la decisione, cioè faccio un testamento, dico guarda, se mi trovo in quella situazione voglio essere considerato in questo modo. Ecco, questo è il testamento biologico che diventa vincolante, la legge dice di no, cioè è un'indicazione, rimane un'indicazione, però non diventa qualcosa in cui obbliga un domani chi, in mancanza della capacità di volontà da parte del soggetto, del paziente, a eseguire certi comportamenti invece di altri. Certe scelte. Ecco, voglio ricordare sempre le dichiarazioni della donna: non voglio che la mia vita venga prolungata se i medici sono ragionevolmente certi, quindi chiamo in causa anche il dottore, certi che le mie condizioni sono senza speranza. L'appello non è caduto nel vuoto, il giudice tutelare di Tullio le ha dato ragione, pertanto ha disposto che la paziente, attraverso il marito nominato amministratore di sostegno, possa rifiutare le cure salvavita. Sì. Ecco, allora qui anche i medici hanno la loro da dire, no, su questa. Allora, la situazione attuale è questa. La medicina si muove all'interno del consenso informato, cioè non esiste più una medicina paternalistica, no, per cui il medico decide. Il medico è uno scienziato, è un curatore, non è un impositore, non è un generale, no, per cui esiste il consenso informato in medicina, vale a dire ogni trattamento è un trattamento a cui il paziente arriva per sua scelta, deve essere informato in maniera estensiva, questo è molto importante, ne parliamo eventualmente, e il medico non può imporre un trattamento se non ha il consenso del paziente. All'interno di questa cornice, che è una giurisprudenza ormai accettata a livello quasi mondiale, no, ma senz'altro europeo, si muove il consenso anticipato, cioè una persona può dire prima di arrivare a quelle condizioni io decido, quindi rifiuto o accetto determinati trattamenti. In mia vece nomino una persona, un fiduciario nel testamento biologico, oppure
un amministratore di sostegno. C'è la legge che lo permette, quindi la sentenza del giudice di Treviso è in sintonia, in armonia con quello, dobbiamo accettarla con molta serenità, quindi non sono molto d'accordo con il giornalista di Treviso che dice sentenza shock. Non è shock, la persona si può rifiutare, può dire io non ce la faccio. È legale, in Italia è legale. In Italia è legale, i testamenti biologici attualmente sono validi, le persone che dichiarano in caso in cui mi trovassi nelle condizioni eccetera eccetera, per cui non posso dare, cioè mi trovassi nelle condizioni di incapacità a dare il mio consenso, tenete conto di queste cose. Sul caso Eluana Englaro, ricordo che è stato dato l'espletamento, come sappiamo, grazie alla raccolta delle testimonianze. Quindi questa è una cosa molto importante, perché per cui la volontà è una volontà biografica, qualcuno vorrebbe chiamare benissimo. Vorrebbe chiamare il testamento biologico come testamento biografico, perché ha a che fare con lo stile di vita di una persona, con le sue scelte di vita. Il fatto che questa persona di Treviso fosse un testimone di Geova, benissimo, vuol dire va rispettato quello che muove una persona e la porta a considerare quello che è bene per lei, e quindi può rifiutare determinati trattamenti. La tracheostomia, trasfusione di sangue, allora possiamo anche parlarne, voglio dire, entrare nei dettagli. Per la tracheostomia magari no, come per altre persone, insomma, è una pratica, vuol dire, che possiamo immaginare, no? E quindi possiamo anche capire che uno può rifiutare una tracheostomia. La trasfusione di sangue ci sembra una cosa legata ai principi così religiosi, spiriti. Io mi sottoporrei a una trasfusione di sangue. Il principio non è questo. Il principio non è che io, se reputo buona e giusta come medico il fatto che una trasfusione di sangue vada fatta, la devo comunque fare. Il principio non è questo, il principio è che devo chiedere alla persona, che quella persona ha il principio. Ecco, e può accettare o rifiutare. Questo è innegabile, questa cosa, non ne veniamo fuori, infatti il giudice di Treviso ha dovuto accettare. Però non c'è solo il giudice di Treviso. I DAT che sono appunto... Ma il DAT proprio è un'indicazione, la dico una cosa prima che forse può essere fraintesa, nel senso che non è che il DAT è un'indicazione che io do, può essere considerata come indicazione, ma non è obbligatorio l'osservanza da parte secondo la legge è stata approvata, non è obbligatorio da parte del medico, da parte di osservare ciò che uno ha dato come indicazione. Viene presa in considerazione. Bene, allora, perché comunque voi giocate anche sul fatto dell'obbligo alla cura del paziente. No, questo è molto importante, perché non ne veniamo fuori, è un fatto di civiltà e di cultura. Il consenso informato è un atto valido e una persona deve essere informata, no? Ci sono delle sentenze su questo, il medico deve dare informazioni prima, durante e dopo. Perché? Perché se cessa di dare informazioni, il paziente, no, se ha ricevuto un trattamento non consono, a cui non ha dato il consenso, può impugnare, può denunciare il medico. Questo è successo, perché? Perché può sempre rifiutarsi, può sempre desistere dal trattamento. Quindi questo è molto importante. Quindi i DAT sono come dire, di volontà, no, espletate nel momento della mia massima capacità di recepire informazioni, quindi deve essere valorizzata questa cosa, non è una cosa che... Leggo qui, dottore, che invece in base alla nuova legge i DAT vengono considerati come orientamenti e non come volontà. Bene. Qui nasce la polemica, sentiamo anche Io volevo solo chiarire una cosa, un aspetto. Questa legge che è passata al Senato, alla Camera e che a settembre, ottobre andrà al Senato per l'approvazione definitiva, cosa intende, cosa vuole? Impone praticamente ai cittadini italiani la non titolarità sul proprio corpo. Praticamente un malato, un paziente non ha titolo per dire questa è la mia vita, decido io come finire i miei ultimi giorni di vita e praticamente mi impone al medico, perché poi alla fine sarà il medico che avrà l'ultima parola. Toglie questa, diciamo, collegialità, condivisione tra malato, medico e familiari, per cui poi alla fine è il malato che ha il titolo sul proprio corpo, sono io che decido sul mio corpo, non decido per gli altri, non è uno Stato che decide sul mio corpo, sulla mia volontà. E qui è nata la polemica. Questa è la legge, intende togliere di mezzo le dichiarazioni anticipate di volontà, quelle che dicono, signori, quando il medico
è certo che la mia condizione di vita diventa come a livello di vegetale, quando io non avrò più relazioni, non ci sarò più con la mia coscienza, con la mia umanità, con il mio rapporto con familiari, con i miei sentimenti, quando non avrò altre speranze di vita, non voglio essere attaccata per 5, 10, 20 anni a dei tubi con un buco sulla pancia o un buco qua per 10 o 20 anni, perché sappiamo che la tecnologia può tenerci in vita più avanti con gli anni, anche per anni e anni. Allora, quando una persona dice io per me, non per gli altri, uno Stato deve essere laico, deve tutelare tutta la popolazione, chi è credente e chi non è credente ma in altro, e chi veramente decide per sé e non per gli altri, quindi uno Stato deve tutelare tutte le persone, quindi non imporre dogmi, questo è il concetto. Questa legge invece vuole togliere la libertà, che è un bene garantito dalla Costituzione. Noi sappiamo che la Costituzione, all'articolo 32, tutela l'autodeterminazione dei cittadini. Quindi oggi non avremo bisogno di nessuna legge, lo dice anche Veronesi, il senatore. È un diritto costituzionalmente protetto, quello dell'autodeterminazione del mio corpo. Quindi non avremo bisogno nemmeno della legge. Quindi questa legge, qualora venisse approvata al Senato, e noi ci stiamo battendo perché non venga approvata, così come sostiene tra l'altro il Ministro Galan, perché 15 giorni fa il Ministro ha detto io non vorrei trovarmi nelle condizioni di Luana. Lui tra l'altro nel 2006 presentò un progetto di modifica del Statuto regionale in cui ha inserito un codice, un piccolo paragrafetto in cui diceva lo Statuto regionale prevede il testamento biologico. Il Ministro Galan, quando era governatore. Allora, questo per ritornare al fatto che questa è una legge che provocherà, abbiamo già visto con la sentenza di Treviso, che è una sentenza che... Non c'entra niente questa legge, non c'entra niente. Sentenza... dice una cosa ovvia quella sentenza di Treviso. Esatto. Che non c'entra col testamento biologico. Questo voglio dire che, no, mentate non a caso... È stata usata strumentalmente per questo voglio dire che qualora la legge sul testamento, contro il testamento biologico, contro una libertà protetta dalla Costituzione, è protetta oggi dalla Costituzione questa nostra libertà, innescherà una serie di ricorsi nei confronti dei tribunali, quindi un atto che avrebbe bisogno di essere lasciato alla libertà personale, alla pace, alla rassegnazione, alla comprensione dei familiari e della persona che sta morendo, lo portiamo a livello dei tribunali, con costi enormi di avvocati, tribunali, di conflitti. Un momento della vita che non ha bisogno di questo, ha bisogno di tutt'altro, di pace e di comprensione, che con questa legge non verrà rispettata. Io partirei da una domanda, chiederei alla signora se ha deciso lei di nascere, visto che è padrona della vita, se ha deciso lei di nascere, quindi io parto, ovviamente questo è un po' un paradosso, esatto. No, scusa, siccome uno dice padrona della vita, gli ho chiesto, ha deciso lei quando nascere? Ma la morte secondo lei non è un fatto personale? Ora le fatto dico, sociale, la morte. No, la morte non è un fatto sociale, la morte è sicuramente un fatto individuale, la nascita forse è un fatto sociale. Io parto da un presupposto, che la vita ha un valore in sé. E la vita, e qui purtroppo il relativismo che abbiamo posto noi, dove possiamo permetterci di abortire una vita perché riteniamo che non è vita fino a un certo mese, poi diventa vita improvvisamente, oppure diventa vita tutelata fino a un certo mese e poi non è più tutelata, cioè dopo è tutelata, prima no, oppure decidiamo che si può abortire ma neanche dopo perché se c'è una malformazione, quindi la vita... Ricordo che i cattolici hanno votato il referendum. Ma io non mi interessa che io dico, io rispetto l'opinione di tutti, dico solo, non per questo vuol dire che non per sempre le decisioni prese a maggioranza sono buone decisioni, sono eticamente corrette. Possono aver votato per maggioranza di cattolici, però dico non è una cosa corretta, cioè non è che per il fatto che sia la maggioranza, diciamo, maggioranza decide di ammazzare uno è giusto ammazzarlo. La donna non gli si impone l'aborto. Non è questione. La legge sull'aborto. Arrivo, finisco il ragionamento, poi le lascio. Io sono stato usato prima, le lascio fare il ragionamento, se no continuiamo a discutere. Vadegamberi anche se bolliva, le lascio poi tutto il tempo per siccome noi siamo a porta a porta ed è anche presto al mattino, i nostri telespettatori. Era per cercare un attimo di spiegare. Quindi per dire che c'è un valore oggettivo della vita, come nel suo inizio, anche nel suo terminare, dove ha un valore al di là dell'aspetto, non c'è un discorso trascendentale perché c'è la fede che dice che non siamo padroni noi della vita, ma la vita ci è stata donata, eccetera. Lasciamo stare questi aspetti qua. Ma come dal punto di vista laico, per me è un valore assoluto, non negoziabile, né nel suo inizio né nella sua fine. Su questo valore. Ed è appunto indipendente, quindi non è che noi possiamo decidere noi quando morire. Allora ammettiamo il suicidio, allora?
Ma chi lei è a favore del suicidio? Ma lei decide il suo Mi corpo. scusi, non è il governo tutela il valore assoluto della vita, non decide nulla, dice la vita è il valore assoluto, perfetto. Allora, lei qua si sta facendo un po' di confusione, nel senso che si vuole dire, l'alimentazione, il fatto di mantenere in vita, come è stata negata a Englaro l'alimentazione, cioè il fatto di dare da mangiare e da bere, quindi di disidratare un corpo, non è un accanimento terapeutico, è un fatto vitale, perché noi, anche un bambino che viene allattato da solo non può, se non siamo da solo un bambino, può morire di fame. È un fatto. Bisogna chiarire. Io non sono uno scienziato, però le cose che sta dicendo ci arrivo lo stesso, che sono su due bilance contrapposte. Io se sono in stato magari non cosciente, devo morire di fame e di sete? No, ho capito, però di solito in questi casi, correggetemi, c'è un medico, si certifica il fatto che non c'è un'uscita da questa situazione. Come non c'è un'uscita? Chi decide non c'è un'uscita? Scusami. Io se la vita, finisco il ragionamento, se no se ci interrompiamo poi. Allora dico che il medico deve fare di tutto innanzitutto per lavorare per la salute del proprio paziente. E lo dice il proprio, se vogliamo, Ippocrate, di fatto, è una parola di fatto deve lavorare, scusami, deve lavorare per la salute e non per la morte del paziente. Posso dire una cosa? Scusi, per la morte. È chiaro che a un certo punto, quando le cure diventano verosimilmente non più necessarie, lungo solo l'agonia, lungo solo il dolore, uno può anche permettere di interrompere le cure. Ma questo è diverso dal fatto invece di intervenire per ammazzare una persona facendo un'iniezione, eccetera. No, ma uno deve fare cure palliative, deve lasciare della prima ipotesi. Perché Luana è stata uccisa. Luana è stata uccisa perché è stato interrotto l'alimentazione e il fatto di essere alimentata e disidratata, quindi è un fatto diverso. Non è stato quanto tempo di agonia, di giacenza? Ecco che arriviamo nel relativismo, è questione di tempo la vita? O è un valore assoluto o è un valore relativo? Perché se stabiliamo quanto tempo uno rimane in coma per poi interrompere tutto, bene, io credo sia anche di dignità. Di dignità, di dignità. Allora dobbiamo ammazzare le persone per dare dignità alle persone? Ma chi stabilisce la dignità? Qualsiasi termine può prendere una luce differente. Per me la vita deve essere vissuta fino alla morte naturale. Non è naturale attaccato un tubo. Il fatto alimentare una persona, disidratare una persona, darle da mangiare, da bere una persona è un fatto naturale. Non è mangiare poi accanimento quello che lei dice, è completamente diverso, è una cura che viene praticata, perché fare un foro qui è un foro dove tu inietti un pappone, come si definisce, con una siringa per alimentare, non è mangiare e bere, è una pratica medica, il medico potrà dirlo benissimo. Luana c'è stata la grande battaglia di Beppino, Englaro. Ma a me è visto che giocavamo sui termini, vissuta, lei ha detto Valdegameri, quindi vivere per me è altro, se vivere per lei è solo quando riesce a essere efficiente, eccetera, allora posso dire, perché un anziano, allora a quel punto lì, se apriamo un anziano che non produce più, che non costa una società, facciamo un'iniezione e lo eliminiamo. Me ne vado. Questa la sparata un po' grossa, Valdegameri, io con affetto... Perché se apriamo il relativismo, dov'è il confine? Non c'è più confine. L'anziano dà e come, fino al suo ultimo giorno di vita. Secondo la sua interpretazione, dove sta il confine? Dov'è giusto o non giusto? Allora, sentiamo il dottore. Oggi è San Emidio e qui abbiamo un signore che parla con dei principi da semidio. Non si può dire silenzio, non si può dire che Luana Englaro è stata uccisa. Non si può dire questo, non si può parlare di suicidio. Allora, non sono io che parlo e non può essere neanche lui che parla di principi con le P maiuscole così. Facciamo parlare le persone. La persona che dice non torturatemi, cioè andiamo a trovarla, andiamo a visitarla, basta parlare di suicidio, è offensivo, parlare, io sono medico, le vedo queste cose, è offensivo dire che una persona vuole morire, vuole suicidarsi quando soffre da anni di una malattia degenerativa. C'è una persona in Canada che ha fatto scalpore, no? Che soffre di una malattia rarissima, no? Che è l'effetto dannosissimo del
della vaccinazione poliomelitica, ha camminato a 10 anni, non ha i muscoli, beh, questa persona continua a dire, adesso ha più di 40 anni credo, continua a dire che vuole disporre la sua vita come vuole, quando arriverà il momento lei pone fine alla sua vita. È offensivo, è cattivo dire che lei pensa al suicidio, questa pensa a vivere. Welby viveva, ogni giorno si alzava, si faceva radere, si vestiva, quindi il dire che con altre idee, con altri dogmi vuole morire è offensivo per una persona, la vita è sua, per la sua vita. Ma non puoi tu negare di dare mangiare a bere una persona. Quindi confondere le cose, non tollerate, parlare di principi sulle cose della medicina, sulle malattie delle persone. Questa è vita, non è medicina questa. Questa è la vita delle persone. Le persone dispongono della propria esistenza e del proprio corpo fino alla fine. Questo non lo dico io, non lo dice lei, lo dice la Costituzione, il nostro codice deontologico, lo dice la Carta di Oviedo, lo dice la Cassazione del 2008, cioè è indiscutibile questa cosa. Attualmente non esiste una legge che impedisce la volontà delle persone, no? Esiste la volontà adesso, ed è un'atmosfera da restaurazione, che vuole riportare all'azione del medico che impone. No, quindi non è in discussione il fatto che una vita... deve curare il paziente, deve alimentarlo, dargli da mangiare e da bere. Lei vuole negare mangiare e bere, l'elemento essenziale della sopravvivenza, è quello che vuole negare. E lo fa passare come fatto medico, e quello è grave. Ma non è che voglio questo è dove arrivate voi. Nel decreto di legge sul biotestamento l'alimentazione forzata non è considerata un atto medico, è uno dei cavilli, diciamo. È uno dei cavilli. Io ho sentito un'associazione di cattolici che diceva che in Senato presenterà anche la ventilazione artificiale, no? come strumento per mantenere in vita le persone. Certo, perché se anche l'idratazione e la nutrizione, che sono terapie, mantengono in vita una persona, perché no anche la ventilazione meccanica? Sono terapie. Benissimo. Cioè, se ci pensiamo bene, molte sono terapie che mantengono in vita una persona. Moltissime. Quindi la nutrizione, l'idratazione, la respirazione e tante altre. Un domani, fra 10-20 anni, chissà cosa c'è che ci mantiene in vita. Quindi, no, voglio dire, non è questo la questione, non è il dettaglio se do da mangiare bene. La questione è il diritto di decidere, no, da parte della persona, l'autodeterminazione. La questione è il diritto di decidere, qua non ne veniamo fuori, non ne veniamo fuori. Il diritto di decidere, scusate, ma anche la libertà di lasciar scorrere la vita come lo è sempre stata, perché oggi con le terapie che abbiamo ci possono tenere in vita fino anche attaccati a un respiratore, a un alimentatore, fino a che noi non ci saremo, ma ci sarà qualcuno che ci farà battere il cuore. Questo è voler essere anche oltre il rispetto della normale vita delle persone. Questo voler essere, mantenere per forza in vita degli organismi che battono il cuore. Voglio dire, mi pare anche andare a mettere, andare oltre al rispetto di quello, di quello che era, nessuno vuole tenere in vita una volta i nostri anziani, si sapeva che quando si li lasciava morire anche, voglio dire, era un rapporto con la morte e con la vita che noi stiamo eliminando. Stiamo togliendo dalla nostra vita quello che è il nostro momento ultimo della vita. Vogliamo rimanere sempre continuamente in vita. Questa è una cosa che è anche spaventosa, questa cosa. Ma perché volere puntare su una tecnologia che ci mantiene continuamente in vita? Non è questo che si dice. Lasciamo scorrere la vita, la nostra dignità di esseri umani. Stiamo facendo questo è sostanzialmente. La legge dice l'alimentazione e l'idratazione non è più cura, per cui io Stato ti impongo di mantenerti alimentato e idratato fino a quello che finché respiri autonomamente, quando non respiri più autonomamente questo muori. La Costituzione non lo prevede, la Costituzione italiana dopo la guerra. Quindi... ma se l'idratazione e l'alimentazione è un fatto naturale, che non dipende, uno le cure può anche sospenderle, non si può fare più niente, però uno rimane in vita respirando autonomamente, perché lo devo ammazzare? Perché lo devo ammazzare? Perché devo decidere io di togliere la vita? C'è la carta perché devo decidere, scusi, allora vede che fa confusione, non è un conto. A proposito, la carta del paziente, la carta del malato. Vi prego, non siamo a porta a porta. Io non accetto. Il dottor Rao ha presentato la carta del paziente, in cui prevede, non so se l'avete letto sul biglietto locale, cosa ha detto. Certo, io sono il rispetto del malato. Certamente il rispetto al malato. Sì. E la rinuncia anche alle cure, se lei va a leggere la cosa... Posso parlare? Sto dicendo che a un certo punto il malato ha diritto anche a rifiutare le cure.
Certo. E se le cure non servono solo a prolungare una vita in agonia di sofferenza, uno possono essere interrotte su decisione anche se non sei il malato, anche dei propri familiari, del medico, cioè guarda, è inutile proseguire perché questo è un accanimento. Allora. Però questa è una cosa, a dire invece al malato iniettiamo qualcosa per accelerare la morte, oppure sospendiamo la disatrazione, oppure un malato. Come no? Il tema, il tema è questo. Voi avete detto di sospendere l'idratazione e l'alimentazione, perché questo è un prolungamento artificiale. Secondo me idratare, darla a mangiare, bere una persona non è un trattamento artificiale, è un trattamento naturale. Semmai tenerlo con l'aspirazione in vita è artificiale. Con la legge. Allora, siccome il punto si fa confusione, si dice con la meccanica, oggi con tutti gli strumenti si mantiene vita artificiosamente. Uno che respira come respirava autonomamente in claro, senza bisogno di respiratore, respirava da sola. Io ho interrotto la disidratazione, l'ho fatto morire perché ho sospeso di dargli acqua e cibo. È la terapia. Questo non è una terapia, questo è vita. È una cura. È vita, questa è sospensione della vita. La cura è se dai un farmaco, non si dà da mangiare da bere. Dentro ci sono i farmaci quando si inietta sentiamo il dottor Silvestri. Facciamo chiarezza anche su questo punto. Non credo che si inietti semplicemente la pizza leofilizzata non c'è pasta asciutta. Che cosa si inietta? Posso irritarmi per il fatto che viene detto vita, questo stato. Risponde anche alla mia domanda. Certo, la vita è quello che una persona sente di vivere rispetto alla sua filosofia, ripeto, non è la vita che intende lei, non è la vita che intendo io, non è che la vita che intende un indiano, un australiano, è la vita sua che si è costruito. Le aspettative, i sogni, le aspettative. Allora quando uno non sogna più è meglio che si ammazzi perché non è più vivo. Ecco, parliamo, quando uno non sogna più, quando uno non ha il potere di decidere. Se la sua scelta è questa, sì. E su questo siete inevitabilmente perdenti, c'è poco da fare. Se la sua scelta sì, se la sua scelta per il Signore sì. La vita è autodeterminata, se io voglio ammazzarmi mi ammazzo. Guardi, ed è un mio diritto, secondo lui. Il Papa ha detto così lei adesso? Il Papa la scelta Paolo II che è morto ha detto ai propri, gli ultimi istanti, lasciatemi andare alla casa del Padre, non accanitemi sul mio corpo. Ma nessuno nega questo. Allora questo si intende dire, il diritto. Però un conto è lasciare morire, un conto, c'è una differenza molto sottile ma molto importante. Un conto è che uno dice lasciatemi morire naturalmente, un conto che io ti faccio morire. Lasciatemi morire. Invece il caso stanno dicendo loro, interrompendo un'alimentazione vuol dire fare morire e provocare la morte. Sì, sono cose ben diverse. Van de Gamberi sindaca sulla possibilità di una persona di decidere. Il fatto che io muoia è un fatto naturale e è giusto che uno venga accompagnato e aiutato, nel senso che se una cosa non si può più fare nulla, se uno non uno deve curarla, però non ha possibilità, si accompagna in modo tale che possa in maniera dignitosa, quindi senza sofferenza eccetera, morire. Ma un altro conto invece iniettare, fare iniezioni o aiutare a Van de Gamberi l'abbiamo già detto. Possiamo sentire anche il medico perché sennò veramente non ne parliamo del caso di Treviso? Nel caso di Treviso vuol dire la signora dice io non voglio sottopormi alla trasfusione di sangue. Poi in realtà si è ripresa e è tornata a casa. C'è una nostra telespettatrice al telefono. Quindi brevemente poi passiamo la linea per non fare attendere. Benissimo, parliamo di casi particolari, anche se questa non trasfusione portasse alla mia morte. Questa è la cosa da prendere in considerazione e dietro a questa scelta c'è senz'altro una meditazione, una riflessione, un'intimità di questa persona che va rispettata. Di qua non ne veniamo fuori, quindi non si può discutere rifiuta la trasfusione, accetto, rifiuta la tracheotomia, non accetto, ma non devo io che devo accettare o non accettare. In questo caso per esempio di Treviso, poi sentiamo la telespettatrice. Chiediamo un secondo in linea. In questo caso di Treviso la donna poi si è rimessa, può essere che l'hanno dimessa dall'ospedale, nel qual caso invece fosse peggiorata, il giudice aveva stabilito che il marito sarebbe diventato in qualche modo garante della volontà della moglie. Allora il punto è anche questo, quando c'è l'assenza poi di coscienza della persona, la volontà della persona viene anche demandata o al medico in base alla legge, giusto, che c'è oggi? No, non è, allora, non è proprio così. Non è così, allora specifichiamo questo punto, perché i medici si sono molto opposti alla legge, molti medici sono opposti all'attuale legge. Riusciamo però a dare la linea allora, dopo sentiamo perché sicuramente c'è da spendere qualche questo è il parola testamento biologico, cioè io immagino che le mie condizioni peggiorino, nel caso in cui
peggiorassero nel modo che mi rappresento, vuol dire che mi sono informato, no? Ne ho parlato con i miei cari, io prevedo questo. Se non ce la faccio da solo, voglio che il mio amministratore di sostegno parli per me. Decida per me. È molto chiara la cosa, quindi non si discute sul contenuto, non si discute se hai rifiutato una cosa che per il governo italiano va bene, la rifiutiamo, se non va bene non è questo. Se no, ragazzi, non parliamo di... Va bene, dottore, la interrompo, mi perdoni. Ma mi faccia parlare dopo. Esatto. Elena, pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Da dove ci chiama innanzitutto? Da Padova. Buongiorno Elena. Prego, a lei la parola. Allora, senta, prima di tutto devo fare un preambolo, che ho trovato la frase della signora che ha detto prima: i vecchi li lasciavamo morire tranquilli. È agghiacciante. Sta parlando di Maria Grazia Lucchiari? Sì. Intanto, per quanto che riguarda la signora di Treviso, non dimentichiamoci che la signora di Treviso fa parte di una religione. Sì, l'abbiamo detto. Esatto. L'abbiamo detto. Di conseguenza loro hanno già come presupposto tutto quello, cioè è diverso da un testamento biologico per un malato terminale di dire io decido quando staccare la spina. È una cosa ben diversa, perché ci sono bambini che si fanno dei traumi, che hanno bisogno della trasfusione, e questi signori rifiutano di farla fare, e quindi è una cosa molto molto diversa. Allora, per quanto riguarda il testamento biologico, io dico, c'è già su altri stati il fatto che con un elettroencefalogramma piatto si stacca la spina, non c'è niente da fare. Però, signori miei, qui stiamo tutti parlando della buona morte, ma non parliamo della buona vita. Perché non ci preoccupiamo molto di più, molto di più, di una terapia antidolore, di una terapia psicologica per il malato terminale? Che questo non succede mai, perché veniamo trattati come delle cavie, perché ci sono addirittura dei momenti, e lo sa il medico, lo sa benissimo, che ci sono certi malati che vengono anche usati per sperimentazioni. Quindi è inutile che parliamo di testamento biologico, perché quando siamo in un letto d'ospedale, per quanto informato lei dica possiamo farlo, di informarci, poi siamo in balia di chi troviamo. Allora, per carità, sarà anche giusto a un certo punto, piuttosto che veder soffrire in modo inumano un proprio caro, è giusto che venga aiutato alla morte, ma aiutiamo anche la vita, aiutiamola molto di più. D'accordo. Signora, ma lei sostiene il fatto che siamo a volte inconsciamente cavie negli ospedali, piuttosto lo dico che... perché io l'ho provato sulla mia pelle con i miei familiari. Sì, ma il cioè, senza che lei fosse stata avvisata, le hanno prescritto... No, non da me, ma dei miei familiari che avevano delle malattie importanti, le hanno usati come cavie. Senza dirglielo? Sì, senza dirglielo. Cioè, hanno prescritto dei medicinali, dei trattamenti? No, non è che lo prescrivono, arrivano lì, la cartella clinica è sparita da parecchi anni, non si sa cosa fanno, va bene, arrivano lì, fanno la punturina, provano questo, soprattutto nei malati di cancro. Quindi è inutile che ci giriamo attorno, è la verità. Certo, un appello alla dignità poi anche della terapia del dolore. Esatto, la terapia del dolore viene fatta cosa? 3 giorni prima, 2 giorni prima con la morfina. Signora Elena, posso far controbattere un pochino la signora Lucchiari. Naturalmente Lucchiari? È un medico la signora? No, io sono una normale cittadina, una professionista. Perfetto, quindi lei avrà le stesse conoscenze che ho io in campo medico. Certo, ma quindi io parlo per esperienza personale. Ho avuto 4-5 casi di cancro in famiglia e stranamente arrivavano delle punturine strane. Questo aspetto io non voglio entrarci. Credo fosse la questione degli anziani. No, io la battuta che ho fatto sugli anziani, che non intendevo dire superficialmente che lasciamoli andare semplicemente. No, lei ha parlato di vecchi che li lasciavamo morire. No, attenzione, l'anziano è la persona che un secondo, faccia chiarire bene, perché a volte... non è questo il mio, mi spiace che lei non abbia intuito e ha capito qual era la filosofia del mio parlare. Era quello di dire lasciamo che la vita proceda naturalmente col proprio corso, non accaniamoci nelle ultime fasi della vita, non voglio dire che i vecchi li lasciavamo morire. L'aspetto che poi lei solleva sulla questione dei trattamenti all'interno degli ospedali è una valutazione che lei fa, posso anche essere d'accordo, sono esperienze personali, ma proprio per questo anche la presa di coscienza su di sé, sulle proprie
volontà finali, può essere anche uno strumento di interloquire con l'istituto medico, con la legislazione, scusi, e può essere anche una presa di conoscenza e di rapporto. Scusi, posso? Ecco, allora posso dirle, pronto? Sì, la stiamo ascoltando. Guardi, le posso garantire che quando si è in ospedale e il dottore lì, il medico lo deve sapere e lo sa, va bene, non è che veniamo trattati molto psicologicamente con un atteggiamento adeguato. Siamo lì, loro devono avere un atteggiamento molto rigido perché purtroppo è vero, lo capisco, ogni morte è una morte, di conseguenza devono abituarsi un attimino al rapporto con i pazienti e con i familiari, cosa dire, però ragazzi miei c'è un atteggiamento talmente rigido, talmente duro, talmente spietato, va bene, che se non muori di malattia, muori di infarto, questo glielo garantisco, dal modo che hanno, da come te le dicono le cose, da come ti prospettano le cure, da come si comportano. Non c'è un supporto psicologico. Purtroppo... Può darsi, mi scusi, che il testamento biologico sia proprio quello, che più duri siamo, moriamo prima. Grazie. Signora Elena? Sì. Signora Elena? Sì? Purtroppo di Patch Adams ce n'è stato uno solo e purtroppo non è dilagata più di tanto la sua filosofia, ce ne vorrebbero molti di più. Non è necessario mettersi un ciondolino rosso al naso, basta avere un minimo di parole un po' decenti, guardi, glielo garantisco. Esatto, ma non ne abbiamo neanche dai medici condotti, quindi no. Quella è la punta dell'iceberg, il naso rosso, però era la filosofia di base che lui cercava di... un profilo psicologico a chi diventa medico invece di fargli fare tanti esami di anatomia. Forse entrambe le cose. Cosa dice della categoria? Allora, grazie signora Elena. Grazie Elena, davvero. Continui a seguirci. Grazie alla signora Elena. Io posso dire, grazie signora Elena. Ci sono associazioni, tantissimi giovani, scusami, poi parla pure l'aspetto medico, volevo dire di Patch Adams che non è vero che è rimasto inascoltato, diciamo, io devo dire che ci sono conosciuto e conosco tuttora tantissimi ragazzi che fanno volontariato negli ospedali, certo, non nego questo, grande amico che ha accompagnato dei bambini malati terminali, li ha accompagnati e gli è stato vicino fino al momento della morte e sono da encomiare questi giovani che stanno facendo questo servizio nelle corsie dell'ospedale. Sono volontari, ma diamo onore anche alle cose positive che ci sono e anzi invitiamo chi vuole a contattarli perché hanno sempre bisogno di crescere come numero, come qualità e come quantità anche. Verissimo. Quindi ci sono queste esperienze positive. Però ho posto l'accento su un problema vero, la sensibilità poi dei medici nell'approccio al paziente, dottor Silvestri. Grazie, la signora Elena che saluto caramente, secondo me ha delle esperienze dirette, con delle sofferenze sue e dei suoi cari, quindi ha voce in capitolo su questo. È proprio per questo che dobbiamo parlarne, dobbiamo costruire degli ospedali, dobbiamo farlo noi anche con l'esperienza dei pazienti e dei familiari, costruire degli ospedali dove si accolgano queste richieste. La signora Elena, se non sbaglio, sta definendo proprio la necessità che si definisca all'interno dell'ospedale cos'è la morte e cos'è uno spazio tipo hospice, tipo terapie palliative in cui si accetti che non è più un fatto medico, no signora, ma è un fatto umano, un fatto familiare. A Vicenza c'è l'hospice, è sorto da poco, è una cultura che è sorta da qualche anno, quindi in questo senso dobbiamo collaborare un pochino tutti perché all'interno dell'ospedale ci sia non solo dialogo, ma anche accettazione delle speranze, delle iniziative, delle filosofie dei pazienti e dei loro ma non solo umanità, nel senso che va rispettata la persona, come la signora vuole essere rispettata, immagino, nelle sue scelte, va rispettato anche un testimone di Geova, e io non sono testimone di Geova, va rispettato un testimone di Geova che dice io non voglio la trasfusione, perché siamo a quel livello. E allora a Vicenza, ci diffondiamo cultura, diffondiamo questa giusta attenzione verso il benessere, verso il rispetto della persona, se no soffriamo. Siamo quasi in chiusura, volevo ricordare un caso appunto a Vicenza, cosa state facendo? A Vicenza, allora, a Vicenza, grazie della domanda, a Vicenza noi dell'associazione Coscioni, assieme alla Chiesa Evangelica Metodista di Vicenza, abbiamo organizzato lo sportello per l'accoglimento dei testamenti biologici. Allora, va detto che testamento biologico non vuol dire che io scrivo uguale a quello che scrivono tutti, non è che io scrivo eutanasia, non è che io scrivo no trasfusione di sangue, ognuno fa quello che vuole. Il fatto che noi
che ci definiamo laici, lo abbiamo fatto in armonia, no? Con una Chiesa cristiana, no? Che la pensa come noi in termini di proprio umanizzazione, no? È significativa. A Vicenza il 20 di settembre c'è il terzo appuntamento, siamo organizzati con testimoni, con fiduciari, con un legale, perché il proprio testamento, le proprie volontà vengono depositate e tenute presso l'archivio della Chiesa metodista e valdese di Vicenza. Ecco. Questo secondo noi è fondamentale, ci siamo arrivati con un lavoro di anni. A Vicenza abbiamo raccolto anche le firme, come in molte altre città italiane, per una delibera popolare, siamo in attesa, quindi c'è questa un po' discrepanza, noi ci siamo arrangiati e abbiamo l'archivio del testamento che è valido da tanti punti di vista, quando invece il comune per esempio tace su questo, come in tanti altri comuni, però sono 70 i comuni italiani dove c'è o un registro dei testamenti o un archivio, no? Ed è possibilità di un comune fare questo. Non si può dire non facciamo il testamento perché all'interno del testamento c'è l'eutanasia. Nessuno lo ha detto, non si può neanche dire, è una bestemmia, una cosa del genere. Siamo in chiusura, abbiamo pochissimo tempo. Sul testamento biologico, no, mi faccia finire, non ci sono solamente i trattamenti sanitari, c'è il tipo di assistenza spirituale che una persona vuole. C'è il tipo di funerale. A cui accennava anche Elena, quello che diceva qualcuno prima, c'è anche, non so, voglio o non voglio essere sottoposto a delle sperimentazioni, all'uso del mio cadavere per ricerche, per scopi scientifici, mi fate l'autopsia, qua a Padova le fanno. E una persona è giusto che dica sì, che dica no. Voglio essere cremato, sì o no. Perché non deve dirlo prima? È semplicemente questa cosa, non si può appellarsi al fatto che questo decide di fare quello che vuole fino ad ammazzarsi, non va bene, no. Una persona nel suo testamento può scrivere, che ne so, anche mettetemi nella bara un mazzetto di fiori, perché non dobbiamo rispettarlo? No. È come il testamento patrimoniale, se ci fosse una legge adesso che cominciasse a dire evitiamo il trattamento patrimoniale, oppure se c'è scritto questa cosa lo vincoliamo, perché? Per una qualsiasi causa buona e giusta. Adesso voi ditemi se la donazione degli organi, per esempio, non è una causa buona e giusta, certo che lo è. Ma non possiamo istituire una legge che obbliga le persone a donare le cornee e le valvole miocardiche. Bisogna che sia la persona che dice sì, che dica no. E per donare gli organi basta un fogliettino nel portafoglio che dica in caso di mia morte sì donate, in caso di mio incidente no, non donate, e va rispettato. Perché non dobbiamo dirlo su cose ben più serie, ben più importanti per la vita di quella persona, no serie per me, importanti per me. Bene. Vedo la nostra regia che sta scrivendo stop. Volevo un attimo dire una breve replica, perché non sono sul fatto che questo testamento non ha valore, è qualcosa di indicativo che uno poi può tenere presente o meno, ma il problema è un altro, che nessuno può vietare di uno di decidere come essere sepolto, cosa fa, ma chi lo vieta questo? Però non posso autorizzare che qualcuno, il fatto che uno venga introdotta una cura, credo sia legittimo, una volontà legittima che uno possa esprimere. Il problema è quello che qui si vuole passare da questo punto per giustificare anche un'azione attiva, cioè di interruzione, cioè non è il fatto che lascio morire accompagnando con cure palliative, evitando questo, un testamento biologico dove c'è scritto questo. Il problema è che, come nel caso di chi parla, si fa confusione. Ma chi? La vostra associazione ha detto che interrompe la disidratazione e l'alimentazione della persona è un fatto normale. È un diritto, non è un diritto, il fatto di alimentare e dare da mangiare a una persona è un fatto naturale, non è un diritto. Ma per lei? Comunque Valdecamere è d'accordo allora col decreto di legge dove l'alimentazione non è considerata un atto Certamente medico. Sono d'accordo con questo decreto di legge, è una cosa normale, se no a questo punto quando uno non è cosciente non può più mangiare e bere da nessuna parte, lo fanno morire perché... Lei sì lo può fare, ma non può obbligare me, lei sì che lo può fare, io la rispetto. La rispetto se lei vuole rimanere idratato a vita, nessun problema per me. Però il problema me lo pone lui se lui obbliga me. E questo non è accettabile, non è accettabile. Questo dimostra che nell'etica io la rispetto se lei sceglie, perché lei no, se lei mi dice non idratarti. Poi sono stati ripensati al momento, perché un conto è farlo, sì, ma quando uno è in certa situazione non ripensa più. C'è la possibilità non è più cosciente per ripensarlo. Sa quante decisioni prese un momento prima poi vengono ripensate, tantissime. E quindi una volta quindi io credo che non possiamo... Lei donerà gli organi?
Posso fare la domanda intima? Sì, sono scritto laido. Benissimo. Allora, nel momento in cui lo troverò lì con la colonna rotta, perché non mi devo mica creare per strada, oggi in autostrada? Non lo inquadrate e faccia quegli scongiuri, ma non mi creerò il problema. Ha cambiato idea, non mi dona più gli organi in questo momento, lo devo ritenere valido il suo consenso quando lo ha dato. Non possiamo intervenire noi nell'interrompere la vita, noi dobbiamo garantire la vita. E poi la interrompe la vita lei? È il fatto di sospendere l'alimentazione e interrompere la vita. Quella di Luana, la sua, chi gliela interrompe? Scusi, ma quella di Luana e chi è che decide di interrompere quella di Luana? Chi gliela interrompe a lei, se lei vuole essere mantenuta? È lei che decide di interrompere la vita, è lei che ha autorità per decidere. Ramosello D'Ulivo? Io chiudo solo dicendo velocissimamente che a Padova sarà uno degli altri comuni che si doteranno di un registro, una raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà, perché ci sono 3 documenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, uno è proposto dall'Associazione Coscioni dei Radicali, uno dalla Sinistra e Libertà e un altro dal PD, sono 3 documenti. C'è in sostanza la volontà di andare a un documento unitario verso settembre, alla ripresa dell'attività del Consiglio, con l'istituzione di un registro dei testamenti biologici. Quindi Padova probabilmente arriverà ad essere tra le 70-80 città che si doteranno di un testamento, di una raccolta dei testamenti cittadini dichiareranno. Promuoviamo un po' più la vita e un po' meno la morte. Stiamo facendo cultura per la morte. No, tutt'altro. Ricordo i nostri ospiti che hanno dato vita a un dibattito bellissimo. Sì, dico qualcos'altro se vuole. Allora, ringraziamo il dottor Diego Silvestri, medico, poi ricordo anche facente parte dell'associazione Coscioni, giusto? Sì. Luca Coscioni a Vicenza, abbiamo ricordato la data del 20 settembre, questo momento molto importante. Sì, a Vicenza. Proseguiamo con Maria Grazia Lucchiari del Comitato Nazionale Radicali Italiani di Padova, grazie anche a Maria Grazia, e Stefano Valdegamberi, consigliere Regione Veneto UDC, ex assessore anche alle politiche sociali, vero? Valdegamberi della Regione. Grazie.